Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. A noi giornalisti, per calcare un po' la mano, queste giornate le definiamo sportivamente parlando drammatiche, no? C'era da guadagnarsi la salvezza, c'era la possibilità di guadagnarsi addirittura con una vittoria anche la possibilità di avere l'opportunità già subito di accedere ai playoff. Insomma, oggi è andata bene da un certo punto di vista, però intravedo un po' di amaro in bocca, anche perché la partita è stata giocata bene dalla sua squadra. Si poteva ottenere forse qualcosina in più? Sì, a mezzo tempo io sono un po' preoccupato perché abbiamo preso tutta la palla in campo loro nella prima parte e abbiamo fatto 2 errori e quegli errori loro hanno segnato, quindi a mezzo tempo io sono un po' preoccupato. Abbiamo parlato con questi cosi che dobbiamo migliorare per il secondo tempo. Quando è entrato per il secondo tempo io sono molto la risposta della ragazza è fatto bene. Abbiamo preso l'opportunità quando arrivo. La partita era così alla fine, ma l'ultima azione del Zanandrea lì con la cartellino, la differenza è quando lui ha preso la cartellina, sicuro loro prendono una meta tecnica e poi loro hanno segnato un altro dopo. Per me abbiamo perso tutto il nostro momento, ma quello momento, ma così è. Oggi era una partita molto stretta, come giocata come in finale. Con il livello dell'intensità, quando una squadra ha fatto un errore era grave e poi è decisivo. Sì, molto. Quindi i nostri giocatori sono molto giovani, ci sono tanti che non hanno mai giocato nella partita con un'impressione come abbiamo fatto oggi. Noi dobbiamo capire che se noi giochiamo in playoff è così. Certo. Una domanda, io mi ricordo appunto l'intervista che abbiamo fatto in mezzo alle zanzare, si ricorda? Ok, in tutti questi mesi, d'accordo, in cui ha lavorato con questa squadra, di quelle che erano, diciamo, le sue idee che stava cercando di mettere in testa ai propri giocatori in quel periodo lì, appunto in mezzo alle zanzare, quanto ha visto effettivamente di prodotto in questa ultima partita, diciamo, in queste ultime partite nelle quali sostanzialmente avete avuto una crescita, avete cercato con il vostro gioco di imporvi per ottenere un risultato? Sì, noi lavoriamo tanto di nostro livello di palla in mano, noi proviamo a giocare la moda positivo con la palla e noi calciamo. L'ultima scelta per noi è di calciare. Noi vogliamo giocare sempre con la palla in mano e noi vogliamo fare la squadra che gioca di più con la palla in mano. E abbiamo visto questa stagione, abbiamo fatto per 5-6 minuti alla prima parte della stagione, poi un po' lungo quando i giocatori sono più comodi in quel modo, e anche oggi abbiamo visto 2 o 3 meta che abbiamo fatto perché abbiamo tenuto la palla con ritmo in tempo e abbiamo segnato 2 o 3 belle meta. La differenza è questo modo in campionato italiano, che ho visto che non ci sono le squadre che giocano nella moda così. Forse ci sono Viadana che gioca un po' come giochiamo noi, ma quando abbiamo un gruppo che non ha mai giocato nella moda così, ci vuole tempo per prendere quello modo. Abbiamo visto tutta la partita, abbiamo giocato questa stagione
da minuti si vede in campo. Quindi diciamo, al di là dei risultati, di tutto quello che ne consegue, ritiene assolutamente positiva questa stagione dal punto di vista della crescita riguardo all'insegnamento che voleva dare lei a questa squadra? Sì, sicuro. Proviamo. Io spero che quando torno per la stagione prossima è più facile, perché abbiamo i giocatori che adesso sono molto comodi con la filosofia che vogliamo giocare, e non devo camminare con la prima pianta avanti. E poi anche noi, il nostro modo, io voglio spingere un po' più. Poi io voglio crescere in una squadra che può giocare nella moda che ci voglio fare con la fase statica, mischia, drive, touch, può fare, ma anche una moda che ci sono bel tempo come abbiamo oggi, con la palla, con il campo fermo, sì, puoi giocare in un'altra moda. Diciamo che si sono messe le basi in questa stagione per un futuro che potrà essere migliore. Sì, speriamo. Vediamo la stagione prossima, ma per adesso io sono abbastanza contento. È stata una partita molto intensa, in cui praticamente il Petrarca è partito molto bene, e poi voi all'improvviso all'inizio del secondo tempo avete cambiato marcia e eravate riusciti addirittura anche a passare in vantaggio. Partita molto tirata, secondo me. Anche il primo tempo, le due mete che siamo andati a prendere sono state veramente due errori nostri, quindi dopo siamo sempre stati per la maggior parte in attacco anche nel primo tempo. Siamo venuti fuori sicuramente nel secondo tempo, anche l'impatto dei cambi è stato fondamentale. Reputo oggi veramente una prestazione anche di chi è subentrato, ha dato quel qualcosa in più. È un peccato perché si è riusciti a fare le 4 mete, a una certa siamo rimasti anche in vantaggio, e quindi questo è il dispiacere più grande, ecco, di alla fine averla persa dopo che siamo tornati in vantaggio. Quindi, insomma, a questo punto della stagione è più che sufficiente, diciamo un 7, poi chiaramente addirittura potrebbe diventare un 8, un 9 a seconda di quanta manica larga si dà con i voti. Sicuramente rispetto alla stagione scorsa c'è stato un miglioramento rispetto a quello che è stato il volume di gioco e anche la crescita di alcuni fattori all'interno della squadra. Reputo che comunque la salvezza non era il nostro obiettivo principale, non ci siamo mai focalizzati su qualcosa, abbiamo cercato di giocare tutte le partite al meglio, e questo secondo me ha fatto la differenza. Abbiamo vinto con grandi squadre, abbiamo fatto vedere che insomma possiamo stare veramente a livello con tutti, ci manca veramente poco. Tra le altre cose, insomma, si è visto quanto la squadra ci tenesse, tanto per fare così un esempio, abbiamo visto un Giuliano Avacca che ha pianto a fine partita, perché insomma tutto il gruppo ci tiene a questa squadra, a questa maglia. Io penso che ci sono alcuni giocatori che sono entrati nelle nostre fila l'anno scorso, ad esempio Giuliano, che ha vissuto veramente 2 stagioni emozionanti dal punto di vista, secondo me, anche di attitudine e tenerci alla maglia. Già l'anno scorso, che è stata una salvezza insomma veramente sperata fino alla fine, ha stretto ancora di più il legame tra certe persone che sono rimaste, e quest'anno io reputo che Giuliano e altri giocatori che insomma sono con noi da un po' facciano parte di questa, sentono quando indossano questa maglia e danno quel qualcosa in più. Per me lui oggi ha fatto una partita straordinaria, come sempre. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.